Siamo all'interno della Fiera Expo di Pedara e ancora in corso questa importante manifestazione interamente dedicata a Pietro Anastasi. Tanti i premiati che sono stati sul palco per ricordare una figura storica che ha tracciato veramente un grande percorso nello sport siciliano, non solo quello chiaramente catanese. È un momento importante per Pedara perché si ricorda un grande campione del passato che ha scritto pagine veramente eccezionali per lo sport di Catania, della Sicilia in generale. Sì, proprio questo vogliamo ricordare, la sua capacità, ovunque lui sia stato, a ricoprire il suolo calcistico, da grande calciatore, grande professionista, ma con la Sicilia e Catania sempre nel cuore, non tralasciando mai questa sua voglia di appartenenza, pur dimostrando che un giovane in tenera età lascia la sua città per trovare fortuna e fare carriera, una carriera che ha ispirato tanti giovani calciatori ed è giusto e doveroso ricordarlo più che mai, non soltanto come calciatore ma soprattutto l'uomo semplice e umile che ha portato veramente Catania nel cuore, e per noi qui a Pedara è un grande orgoglio poterlo ricordare e portare avanti questa manifestazione. Riusciremo a dedicargli qualche cosa, magari che so, a Pedara o da qualche parte? Ma ci stiamo lavorando, l'abbiamo detto anche poco fa, o Pedara o Catania. È giusto che gli sia dato il giusto riconoscimento, è giusto che gli sia dato uno spazio adeguato per testimoniare ancor più, come ha fatto lui in vita, cosa significa essere di questa terra e di questo territorio e un grande professionista. Mi viene la pelle d'oca perché Pietro Anastasi, Petru Turco, come volevo chiamare, era anzitutto una bellissima persona. Nonostante i successi che aveva avuto nel campo sportivo e non solo nel campo sportivo, era rimasto quel ragazzo del cuore di Catania con un animo semplice e una persona veramente per bene. Ed è stato un grandissimo campione. È stato un campione con le squadre con cui ha giocato, a partire dalla Massimiliana, è stato un campione con l'Inter, un campione con la Juventus, un campionissimo con la Nazionale. Ed è vivo nel nostro cuore e Catania gli deve rendere omaggio. Io ho da tempo lanciato l'idea che un grande impianto sportivo, qualcosa che abbia per forza la città, sia intitolato a Pietro Anastasi, a Pietro Turco, e continuerò a insistere perché questo avvenga. Definirti il patron dell'impegno importante per ricordare una figura epica del nostro calcio, della nostra città, della nostra regione, e ti responsabilizza più di tanto? No, io non credo che bisogna responsabilizzare le persone, ma bisogna veicolare tramite le persone i miti. Pietro Anastasi è stato un mito non soltanto per me, che ho vissuto in prima persona il suo momento d'oro tra il 68 e il 74-75, quindi credo che lui sia riuscito a far diventare mito quel movimento calcistico, e poi negli anni Catania se n'è un po' dimenticata. Io con il mio premio cerco di ricordarlo. Ettore, c'è stato anche il sindaco Bianco che dice: ma perché non proviamo a dedicare una struttura importante sportiva a quest'uomo che ha reso grande la nostra terra, sotto il profilo chiaramente sportivo? Allora, devo dirti che lo scorso anno all'interno dello spazio della seconda edizione c'era un'associazione che era predisposta a organizzare una piazza con una statua, poi tutto stranamente è finito e non capisco perché. Io mi auguro che anche grazie al senatore Bianco ci siano le possibilità finalmente per veicolare questo personaggio, o una piazza, o un palazzetto, una via. Ed è molto strano che ancora non sia successo. Ecco, mi auguro che ancora una volta il premio possa promozionare sempre di più questo obiettivo. È facile quando si parla di uno sportivo siciliano puntare l'attenzione su un grande, uno che ha scritto realmente una pagina importante della storia del calcio catanese, non solo, siciliano, nazionale, Pietro Anastasi. Io sono particolarmente legato a questa figura perché da bambino ho scoperto il calcio grazie a Pietro Anastasi, e tutti quelli della mia generazione, sfido chiunque, hanno avuto un debole per quella Juventus che negli anni 70 lui rappresentava
come un uomo del sud che andava al nord per trovare fortuna, l'aveva trovata e per noi era un punto di riferimento assoluto. Quindi abbiamo dato i primi calci al pallone, abbiamo imparato a tifare, abbiamo imparato ad andare allo stadio e devo dire io devo tantissimo alla passione che ho per il calcio a Pietro Anastasi. Enzo Ingrassia, quando si parla di sport, di calcio Catania, di colori rosso-azzurri, si parla e si naviga con la mente sui grandi personaggi che hanno scritto pagine importanti della storia di questa città, insomma della Sicilia, dell'Italia tutta. Parliamo di Pietro Anastasi, il nostro Pietro Anastasi. Guarda, mi dai uno spunto. Qualche anno fa ho avuto il piacere, l'onore, non voglio fare retorica, di aver con il Panathlon in un convegno dedicato ad Angelo Anastasi sono stato chiamato come relatore. E allora in quell'occasione, ai tanti sembrato una blasfemia, ho definito Pietro Anastasi un grande di Catania, paragonandolo ai grandi di Catania nel campo della musica, nel campo della letteratura. Poteva sembrare blasfemia, poi ho spiegato che in effetti il calcio non è soltanto un pallone che rotola sul campo, il calcio è un fenomeno sociale che può valorizzare la città. Quindi adesso, con i dovuti paragoni, se Catania ha un Vincenzo Bellini, nel calcio Catania ha un Pietro Anastasi. Per cui quando tu hai detto i grandi personaggi, sì, io ho definito Pietro Anastasi un grande figlio di questa città. Gigi, è un momento importante perché tu sei stato una bandiera anche di Catania, un calciatore importante, hai calcato parecchi palcoscenici, però quando guardi al passato e ricordi Pietro Anastasi, che tipo di pensiero sposi? Eccezionale, perché mi ricordo da piccolino quando ha fatto quello con la nazionale agli europei, abbiamo vinto gli europei, che poi crescendo ai salesiani San Filippo Neri mi raccontavano tutti di Pietro Anastasi, che lui ha iniziato là a giocare con me, con Pippetto Fighiera. È una cosa eccezionale perché è stato sempre un simbolo per Catania. Ti ha dato lo spunto per mettere le scarpe ai piedi? Ma sì, diciamo di sì, però lo spunto me l'hanno dato i salesiani, perché lì si iniziava alle 4 a giocare e si finiva alle 8 della sera, perciò eravamo sempre là a giocare scalzi, senza scarpette, senza niente, specialmente d'estate. A Pedara importante appuntamento, dobbiamo dire che quando si parla di Pietro Anastasi si accendono i cuori di tutti coloro che amano il calcio. Sì, si accendono i cuori di tutti quelli che amano il calcio e tutti quelli che da bambini sognano di andare a giocare in nazionale o con le grandi squadre come l'Inter e come la Juventus. Quindi per il nostro territorio Pietro Anastasi è importantissimo e siamo felicissimi di aver accolto l'iniziativa di Ettore Tortorici di portare questo premio qui a Pedara, un premio che risalta quello che è il giornalismo sportivo, quindi una doppia responsabilità. Ecco, parliamo di sport e spettacolo, due assessorati che si uniscono per dare delle risposte alla propria cittadinanza, ma sposare il progetto, quello di non dimenticare un grande campione del passato. Assolutamente sì, è importante ricordare attraverso questa iniziativa che già siamo alla terza edizione, la seconda qui a Pedara, conosciamo sempre più aneddoti sulla persona, sul calciatore di Pietro Anastasi e quindi chiaramente è piacevole avere sempre più notizie riguardo al calciatore e magari per gli aspiranti calciatori è sempre una botta di energia capire poi come arrivare al risultato di farcela e quindi con piacere sposiamo sempre questa iniziativa che a livello turistico ha sempre la sua importanza perché è un premio regionale giornalistico e quindi siamo ben lieti di accoglierla e di realizzarla. Qualcuno, mi pare l'ex sindaco Bianco, parlava di ma perché non dedichiamo una struttura sportiva importante al personaggio Pietro Anastasi? Ora non so in quale città, in quale luogo, però dovrebbe essere sicuramente una strada percorribile. Raccogliamo l'assist, ne parleremo col sindaco in giunta insieme con i colleghi. Vi ricordo come sempre di continuare a scrivere a Street, a redazione @spazionotizia.it e a telefonare al 3792 24 24 20 e quindi da Pedara è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.